capito che il nostro obiettivo è il ritiro della legge. Non siamo disponibili a trattare su singoli punti o su casi personali. Questa legge va abrogata perché l'impianto della legge che è sbagliato e inaccettabile, perché i criteri con cui si va a calcolare gli affitti delle case popolari, i risultati di questi criteri sono inaccettabili. Qua ci sono persone che con la pensione minima hanno avuto aumenti del doppio, persone che ho visto delle signore piangere perché pensano di non farcela a pagare e di perdere la casa, che è la sicurezza più importante che ciascuno di noi può avere. Ok? Noi diciamo anche che non ci possono essere criteri di mercato nella definizione degli affitti degli alloggi popolari. Gli alloggi popolari sono stati costruiti per i lavoratori e le lavoratrici con i soldi dei lavoratori e delle lavoratrici. Bravo! È chiaro? E questo è un punto fondamentale. Sono un bene comune. Loro fanno la vendita domani mattina, purtroppo abbiamo deciso di venire stamattina, sarebbe stato meglio venire domani, ma va bene lo stesso. Faranno un'asta degli appartamenti dell'ATE, poi dicono che non ci sono le case disponibili per le graduatorie e per la gente che ne hanno bisogno, e intanto fanno le aste per far incassare soldi. Incassano soldi con le aste e incassano soldi. Chi li mangia il che? Chi li mangia in tanti. Tante buche buone. Signora, allora i lavoratori non hanno, secondo me, non hanno colore. Sono tutti quelli che lavorano e pagano le tasse. Questo mi pare che sia indiscutibile. Chi lavora e paga le tasse è un cittadino e ha gli stessi diritti uguali per tutti. Questo deve essere chiaro, non ci sono colori della pelle. Quando uno va in fabbrica la mattina a lavorare o in fonderia o in magazzino della logistica è un cittadino uguale come noi, perché partecipa alla costruzione della ricchezza di questo paese e paga le tasse come le paghiamo tutti. C'è un punto che va sottolineato. L'assessora Lanzarin ha detto che nelle case popolari ci sono persone che hanno 500 e anche 600 mila euro di risparmio. C'è qualcuno qua che ha 500 mila euro di risparmio? Magari non sería sono il risultato di una vita di lavoro, non possono essere i risparmi di un lavoratore. Se uno ha 500.000 euro vuol dire che è un evasore fiscale come minimo. Noi diciamo anche che mentre parlano dei furbetti nelle case ATER, che qualcuno anche ci sarà, ma la legge, anche quella precedente, ammetteva che la gente, sanciva il fatto che chi aveva un determinato reddito e certe possibilità doveva lasciare la casa popolare. Ci sono una legge che è anche stato fatto, che poi non si vuole fare un altro discorso, però il punto è che loro parlano dei furbetti che stanno nelle case ATER. In questa regione c'è una evasione fiscale miliardaria, è una delle regioni col tasso di evasione contributiva e sulle tasse più alta d'Europa. È chiaro, avete mai sentito qualcuno di quelli che governano questa regione dire mezza parola sull'evasione fiscale o sull'evasione contributiva? Quelli sono soldi che poi vengono tolti alla sanità, vengono tolti ai servizi sociali, vengono tolti allo Stato sociale. Ecco. Un'altra cosa, poi magari a fronte anche di domande ci saranno anche delle risposte tecniche, eccetera. La nostra pratica di lotta prevede la presenza di fronte all'ATER. Noi dobbiamo mantenere i presidi perché questa è l'unica forma visibile, concreta e di possibilità anche di comunicazione larga fra di noi. 1. 2.
L'altra cosa fondamentale è continuare a pagare i canoni precedenti. Qualcuno ha fatto ha il prelievo direttamente in banca, va fatta la disdetta, ok? Se qualcuno ha in banca la trattenuta in diretta